Bentornati. È da tantissimo tempo che non facciamo un bel live. Ok, allora, la ragione di questo live è che in pratica domani ci sono degli amici a pranzo e quindi devo preparare 10 pizze. Cavoli, 10 pizze. Avevo pensato di usare il frigo ieri, ma mi sono addormentato come una patata e quindi 11 ore di sonno, per cui non ce l'ho fatta. E quindi devo rimediare, tra virgolette, con la mia solita ricetta da 24 ore. Per cui, eccoci qua. Mi scuso in anticipo perché secondo me vedrete un po' di via vai, perché è più o meno ora di pranzo, quindi in famiglia c'è da preparare il pranzo, quindi sarà un po' trafficata la cucina, ma io non desisto, o desisto, non lo so. Comunque, continuo qui con le mie ricette. Allora, per i 10 panetti, qui ho segnato la mia ricetta, avrò bisogno di circa un chilo, buongiorno Peppe, avrò bisogno di circa un chilo e 400 grammi di farina mediamente forte, 983 grammi di acqua, 49 grammi di sale, 21 grammi di olio e lievito tra i 50 e i 60 grammi. Ecco qui, si muoveva questo. Allora, cominciamo. Qui le 8:06. Allora, vi mostro un po'. Oggi faremo un po' un mix di farine. Questo, diciamo, potrete, secondo me, farlo pure voi. Eh, Dipende ovviamente dalle farine che avete a disposizione. Allora, ciao Diego. Allora, utilizzerò la solita Odms, quella irlandese, Strong. Userò poi, attenzione, una grandissima Caputo rossa e poi la solita Tesco Very Strong. Quindi le ciao anonimo scogno. Metterò un po' insieme, vediamo come. Allora, essendo questo un impasto da 24 ore, vediamo qui. Eh, Generalmente io consiglio di fare 70-30, cioè 70% una farina tipo questa, quindi 12 grammi, 12 grammi punto 1 di proteine, quindi media forza, e forzarla con un 30% di farine più forti. Quindi direi su 1468 direi di procedere con un chilo scarso di questa. Allora, voi non vedete la bilancia, ma io sì, e siamo praticamente a 300 grammi, 400, 500, 600, 700, 800, 900, siamo quasi, ecco qua, facciamo 9,86, vai. Adesso dobbiamo arrivare a 1468. Allora, e di quelle forti facciamo 60% questa che è molto forte, più forte della Caputo, quindi facciamo 300 grammi circa, quindi dobbiamo arrivare a 1200. E poi ci siamo, piove farina come se non ci fosse un domani intorno alla bilancia. E poi aggiungiamo infine la Caputo. Ragazzi, mi raccomando, non usate mai la Caputo da sola, è fortissima, eh. Cioè, tipo pure per una 24 ore di maturazione è una bomba, specialmente per le persone che hanno normalmente problemi a digerire. Questa davvero è pesante. 400. Ok. Perfetto. Forse un po' in più, possiamo toglierla. Ok. Ok. Allora, la parte noiosa è andata. Ora, ciao Edoardo.
bisogna mescolare, altrimenti rimane sopra quella forte e quella meno forte rimane giù, ok? Per il pane sì, però sempre per lievitazioni lunghe, cioè non fate pane da 8 ore e usate la Caputo. Ok, comunque davvero è fortissima, cioè l'ho provata l'altra volta ed era una roba. La rifarò per fare un video, ma adesso capisco perché molte pizzerie, dopo che si torna a casa, lo stomaco non è che sia troppo bene. Per domani sera, quanto ripeto consigli di mettere? Dipende dalla quantità di farina che devi usare. Allora, ragazzi, olio, visto che abbiamo circa quasi un litro d'acqua, 983 grammi, sto leggendo, il consiglio è di usare circa 20 grammi di olio, ma attenzione, a sto giro usiamo questo olio di soia, ok? Proviamo a vedere che succede. Pare, leggenda vuole, che l'olio di soia sia uno dei segreti della pizza di Michele a Forcella. Almeno questa è la voce che mi è arrivata. Non so quanto sia vera. Io quest'olio di soia lo conservo gelosamente perché in Irlanda non si trova, quindi questo l'ho contrabbandato dall'Italia. Anche perché in realtà se utilizzato poco, dovrebbe contenere omega 6. Questo è perfetto per far abbassare il colesterolo, quindi è molto interessante. Ciao Marco, ma guarda, alla fine io prima la setacciavo, e rispondo all'amico che mi chiedeva se non è meglio setacciare. Alla fine della fiera ho visto che c'è poca differenza sul prodotto finale, sinceramente, ed è tempo in più che perdo. E poi la setacci quando la prendi dai sacchi grandi che magari lasci aperto, quindi l'umidità crea problemi. Invece quando tu apri comunque un pacco nuovo, comunque l'hai aperto ieri, non è che ti cambi molto. E poi nel momento in cui io vado ad aggiungere la farina all'impasto, io la faccio tipo a pioggia e quindi aggiungo l'ossigeno a volo. Allora ragazzi, adesso devo aggiungere l'acqua, ok? 983. Però, visto che abbiamo già aggiunto l'olio, grazie Marco, io direi di fare 983 grammi di acqua, compreso l'olio che c'è dentro. Quindi dovete fare 983 meno 21 grammi ed è la differenza. Ok, in questo modo siamo sicuri di fare l'acqua. No, l'acqua la misuro deve essere intorno ai 25 gradi. Questa è la temperatura perfetta. Quindi né troppo caldo né troppo calda né troppo fredda. E il motivo è che altrimenti rischiamo di non attivare tutti quei processi chimici. Vabbè, temperatura ambiente, però ovviamente se vivi al polo nord non va bene, l'ambiente è magari più freddo. Diciamo che quella temperatura tra i 24 e i 26 è quella perfetta, non di più né di meno, sia che siate in America Latina, in Africa o in Svezia. Ecco. Allora, ho aggiunto l'acqua, vi dicevo, questo è un impasto al 67%, quindi una bella idratazione. Non aggiungo zucchero a sto giro perché conto di cuocere queste pizze nel pizza party e quindi non mi serve, anche perché se mettete zucchero, l'olio di soia ne hai, vedi? Ah, finalmente, assa fa. Che con lo zucchero comunque rischiamo di caramellizzarla decisamente. Quindi dobbiamo aggiungere di lievito tra i 50 e i 60. Ok. La ricetta dice 0,51, ma poiché io non posso in realtà prevedere la temperatura di casa, magari domani potrebbe fare più freddo, preferisco mettere una decina di grammi in più, giusto per stare tranquilli, ok? Vediamo che stiamo qua, 56.
giusto un goccino in più. Perfetto, 62, sto bene, mi sto. Ok, ragazzi, come al solito faccio l'impasto a mano. Non credo si vedrà proprio perfettamente l'impasto. Non ho qualcosa su cui mettere l'impasto e farvelo vedere, però man mano che lo giro ve lo mostro, ok? Quindi nel frattempo possiamo chiacchierare. Allora, come vi dicevo nell'altro video, finalmente è arrivata la Caputo. Salti di gioia quando l'ho vista, ma non solo, pure la 5 stagioni, non mi ricordo come si chiama, comunque pure è abbastanza usata in pizzeria. E questa è una cosa buona, nel senso che diciamo dall'Italia cominciano ad esportare più prodotti verso l'Irlanda. Purtroppo invece ho difficoltà a trovare la ricotta di bufala. Grazie Pistacchio 78. La ricotta di bufala, tra altre cose mi sono sentito col produttore, perché dovete sapere che qui in Irlanda c'è un mitico produttore di mozzarella di bufala, si chiama Macron, sono a Cork, quindi al sud d'Irlanda, e producono se è un morsetto, eh, ho una mensola, sì, magari ci provo la prossima volta ad attaccare la telecamera qui, perché non riesco a fare le riprese dal vivo invece con la finta GoPro, altrimenti userei quella. Allora ragazzi, vedete, ho mescolato per bene, non ci sono più residui del lievito madre, quindi posso incominciare ad aggiungere la farina, ok? Però ricordate, quando iniziate ad aggiungere la farina, aggiungetene, a parte diciamo a pioggia come vi dicevo, ok? Fate così, e poi giusto un paio di cucchiai per iniziare, perché nel momento in cui voi sciogliete questi cucchiai all'inizio e fate assorbire diciamo tutti, vedete, adesso è così, aspettate, non vedete niente, vedete come adesso, dovete far sì che tutta sta roba sparisca e venga assorbita, ok? Allora, farina che resta da mettere, giusto? Come menzioni impasto, caputo blu, tipo sempre... Sì, caputo blu, ma caputo blu in realtà per le 24 ore è un pochettino... specie dove fa caldo, se fate 24 ore in frigo è ok, 24 ore fuori dal frigo diventa poi, cioè c'è il rischio che si rompa, quindi generalmente la sconsiglio. Magari mentre la mettete in forno prende e si rompe, insomma è combinato un macello. Quindi stavo dicendo, questo produttore di mozzarella di bufala, non so dove abbia preso queste bufale, comunque le ha portate in Irlanda, c'erano già, non lo so, e ha deciso di fare questa produzione di mozzarella di bufala. E poi dalla mozzarella è passata alla ricotta. Allora, la mozzarella è ok, voglio dire, è diversa da quella che possiamo trovare in Italia, quella di Caserta o quella della provincia di Salerno. È diversa perché in realtà è diversa l'erba che mangiano le bufale. E poi le bufale mi pare sono di seconda, terza generazione. Adesso non è che sia un esperto di bufale, però mi dicono che questa cosa in qualche modo influenza la qualità stessa e il sapore. Allora ragazzi, vedete? È sparito tutto. Ok, non ci sono più residui, posso quindi aggiungere. Ciao Christian, grazie mille. Posso cominciare ad aggiungere la farina. Allora ricordate, del contenitore qui di farina va aggiunta metà. A quel punto l'impasto sarà cremoso. Dopo averlo lavorato un po', si potrà aggiungere il sale e continuare a girare, diciamo energicamente. In questo modo favoriremo la creazione della maglia glutinica, che poi avverrà soprattutto quando andremo ad aggiungere il sale, ok? Quindi appunto la ricotta secondo me è particolare, buonissima, buonissima pure per fare i dolci, infatti l'ho usata per fare i cannoli di pizza, davvero ottima. La mozzarella secondo me può migliorare, c'ha il suo gusto, è diversa dalla nostra, però voglio dire è un tentativo apprezzabile, solo che mo non riesco a trovare più
la farina, la farina, non riesco a trovare più la ricotta, e quindi sta cosa che avevo in mente di fare un po' di dolci, maturazione e lievitazione. Allora ragazzi, la lievitazione è un processo naturale che diciamo è una conseguenza del fatto che il lievito, producendo anidride carbonica, fa crescere l'impasto, ok? Ma diciamo lo fa aumentare di volume. Però la lievitazione in sé non è lo scopo ultimo di quando noi creiamo un impasto. Lo scopo ultimo è quello della maturazione, cioè far sì che il lievito mangi gli zuccheri, crea anche il glutine e che renda quindi la pizza leggera e digeribile. Quindi il fatto che si gonfi non significa che sia necessariamente una pizza matura e quindi altamente digeribile. Perciò si preferisce far avvenire le maturazioni in un periodo di tempo lungo, perché in questo modo i gas vengono rilasciati piano piano e quindi non cresce una botta lentamente, e quindi nel frattempo il lievito ha modo di fare il suo lavoro per bene, lentamente, e quindi poi regalarci un impasto che è perfetto. Infatti non è detto che l'impasto debba essere enorme, anzi spesso pure la ricetta dell'impasto che trovate nel mio canale, alla fine dopo le 24 ore, specie se fate lo staglio, cioè se fate i panetti, le palline e le fate prima, le troverete abbastanza mosci, piatti, ma questo non è un problema, perché noi non vogliamo in realtà dei panetti giganteschi, ma vogliamo semplicemente dei panetti che siano ben maturi. Questo è quanto. Spero di aver dato una risposta plausibile. Allora, ho aggiunto altra farina, quindi sì, c'è, vi faccio vedere com'è qui. Ok, io continuo a girare, vedete, questa è la farina rimasta, quindi c'è ancora da lavorare. Alla fine verrà fuori un impasto da 2,3 kg, porca miseria, un impasto bello grande. Cioè bello grande per i miei standard casalinghi. Poi quando ho dovuto fare pizze per tante persone ho impastato pure 10 kg, insomma. Ciao Gigio, qualche giorno fa ho fatto un impasto per un solo panetto, una farina garofalo 00 260, ho fatto un'invitazione da 8 ore 65. Quando l'ho messo la padella, che è successo? Il cornicione non si è gonfiato molto, se dimmi il perché. Ok, potrebbe essere un problema relativo alla stesura. Quando hai diciamo steso l'impasto, hai fatto attenzione a non schiacciare il cornicione, diciamo il futuro cornicione. Quello è fondamentale, perché quando tu stendi l'impasto devi schiacciarlo dal centro verso l'esterno. In questo modo tu spingi l'ossigeno verso la parte esterna, e quando poi andrai a cuocere l'impasto, il calore lo farà espandere diciamo, quella parte della pizza dove c'è più ossigeno. E se questa cosa non viene fatta bene, se lo schiacci, chiaramente non crescerà. Anche perché non cuocendola nel forno a legna, dove tu hai un punto fisso dove c'è il fuoco, e il fuoco comunque dà più calore lungo il bordo, e quindi diciamo il cornicione ti viene fuori naturalmente, anche se lo schiacci. Anche se, voglio dire, quante volte magari comprate una pizza in una pizzeria egiziana dove non c'è diciamo, la cultura del cornicione, lì comunque quando schiacciano il cornicione non cresce anche stando vicino al fuoco. Ma perché? Perché là in realtà il fuoco, cioè il forno lo tengono basso, loro non hanno il fuoco come nelle pizzerie napoletane, dove a volte vengono utilizzati anche i trucioli per dare le fiammate, perché a noi serve la potenza per pochissimo tempo. Quindi credi di stenderla bene? Fammi sapere. Ok ragazzi, ci siamo quasi aggiunto metà farina. Comunque vedi che nel mio canale trovi 2 video su come stendere l'impasto. Trovi un video più vecchio dove ci sono 3 tecniche,
C'è quella classica, diciamo, degli egiziani, il centro, vedi? Vedi? Oppure c'è quella del, diciamo, lo slap, lo schiaffo, quello proprio alla napoletana, oppure c'è quello che io chiamo i pugni rotanti, gigolobò, perché metti l'impasto sulla pizza e lo fai ruotare in questo modo. E poi c'è un altro video più recente dove utilizzo questa scodella al contrario e in pratica stendo la pizza sulla scodella e stendola sulla scodella in pratica ti viene proprio semplice semplice. Ovviamente la parte iniziale è quella che conta, cioè di quando poi schiacci inizialmente il panetto, perché è lì che te la giochi. Ok, allora ragazzi, adesso secondo me aggiungo giusto un altro cucchiaio grande e comincio a mescolare energicamente, ok? La ripresa forse un po' mossa. Ok. Vedete come deve essere? Adesso vediamo se escono fuori le bolle. Qualcuna. Ok. Segna che bisogna lavorarla ancora tanto. Sì, 10 pizze. Quindi, perché in realtà siamo 6 persone, però magari una pizza si rompe o succede qualcosa o qualcuno vuole fare il bis. Conviene sempre avere 4 pizze in più. Poi, se non si mangiano, si mettono in frigo e poi si provano a fare il giorno dopo. Ragazzi, mi seguite su Instagram, ve lo devo ricordare, eh? Mi seguite su Gigio Pizza su Instagram e lì posto le foto delle pizze che faccio magari la domenica. Mi trovate anche su Facebook come Impasto in Fuga e ovviamente se non avete ancora messo un like a questo video mettete un bel like, commentare state commentando e il canale, immagino che siate iscritti al canale, chi non lo è mi raccomando iscrivetevi. Ok, ok, vedo più bolle, ancora un altro po'. E su Instagram ho postato delle fotografie ultimamente di 2 pizze che ho fatto settimana scorsa, il weekend scorso. E diciamo mi sono ispirato a 2 pizze che ho mangiato da Porzio, che è una pizzeria che a Soccavo a Napoli. Ispirato, non ho ovviamente gli stessi ingredienti e la stessa maestria del maestro Porzio, però voglio dire è stato divertente. Allora, una pizza era pomodorini gialli con ehm, mozzarella di bufala, lui l'ha fatta con la provola, ma non l'ho trovata più la provola, quindi mozzarella di bufala e funghi trifolati, è davvero molto buona. E poi ho fatto un'altra invece, margherita con pomodorini rossi e anche un po' di sugo, rucola e straccetti di burrata. Lui ha fatto gli straccetti di mozzarella di bufala. Diciamo che sono ispirate, non è che siano proprio quelle, non trovo gli stessi ingredienti. Davvero buone, poi fatte con un impasto, forse che aveva una quarantina di ore di maturazione, quindi è stato davvero interessante. Allora ragazzi, allora vi faccio vedere, vedete com'è? Cremoso. Sembra quasi una pastella, ok? Ragazzi, devo trovare il tempo, porca miseria, perciò sto facendo i live. Allora, adesso dobbiamo aggiungere il sale, 49 grammi, ok? Quindi facciamo 49 grammi, sono un bel po' di cucchiaini, 24, 34, 41,
44, 46, basta, 47, va bene così. Ok, allora mettiamo la bilancia qui, vediamo se c'è qualche domanda, altri video. Ok, allora agli altri video in realtà ho comprato, vabbè non vi dico niente perché se poi non riesco a farli passo per il qua qua qua. Allora, adesso che ho aggiunto il sale, l'impasto è diventato molto più duro. Questo è perché, in maniera molto semplice, il sale è come se facesse da colla e quindi in pratica sta favorendo la formazione del glutine. E io adesso non so se sia chiaro, anche perché il video non è in Full HD, però anche il modo in cui riflette la luce è diverso, è più opaco. Non so se si vede, è più opaco. E questo è perché il sale sta facendo effetto. Ragazzi, per quelli che stanno in Italia, buona festa della Repubblica. Già vi immagino come nel video di Maccio Capatonda che balla con la musica dell'inno nazionale in versione dance. Allora, dopo aver aggiunto quindi il sale, bisogna mescolare energicamente. Se utilizzate un'impastatrice, la velocità deve essere medio alta, perché adesso è ancora liquido, quindi lo potete fare tranquillamente. Questa è la velocità. Infatti adesso ci sono delle bolle enormi che salgono su. Ci sono domande, ragazzi? Ragazzi e ragazze, ovviamente. Ok, a sto punto aggiungo, come da programma, comincio ad aggiungere il resto della farina. Dovrei aspettare un po' in più, ma sì, facciamo un altro minuto, va. Ok. Comunque riguardo i video, dai, settimana l'altra ho postato quello della focaccia, che era inaspettato. Non so se l'avete visto. Quello con il... Attenzione. Cosa ne pensi del forno Ferrari? Centrali elettriche. Forno Ferrari, voglio dire, secondo me è un buon inizio per coloro che magari non possono passare a un forno, diciamo, di tipo diverso, un forno a legna, un forno elettrico superiore. Secondo me è un'ottima alternativa, soltanto che va utilizzato in maniera un po' bislacca, quindi dovete modificarlo, e modificarlo significa A, perdere la garanzia, B, avere un prodotto che è pericoloso, quindi perché è un prodotto progettato per raggiungere certe temperature e voi chiaramente raggiungete delle altre. Cioè, l'ho fatto pure io, ragazzi, però in effetti è pericoloso. Infatti ogni volta che accendevo il Ferrari, una centrale elettrica in Oklahoma si spegneva, magari qualcuna pure in Alabama, perché l'assorbimento è enorme e il rischio è tanto. Questa l'ho già raccontata, vi mostro un attimo. Allora, adesso sto aggiungendo la farina sopra, ok? E diciamo, non mescolo. Adesso aggiungo la farina sopra e poi incomincio a farla assorbire. In questo modo sarà più semplice creare la massa, ok? E poi andrò a lavorare la massa, perché se incomincio adesso a mescolare viene un pappone enorme che sarà difficile da gestire, si attaccherà alle mani. Vedete quanto comunque sono abbastanza pulite le mani. Qua vabbè, sono solo un po' sporche perché c'è il liquido dell'impasto di prima, però non deve mai arrivare la farina sopra, ok?
Ehm, E, e una volta, questo già l'ho raccontato in un video, quindi scusatemi se mi ripeto, però non tutti sanno che quando usavo il Ferrari, una volta avevo messo stupidamente della carta argentata sotto, ok? Ed era proprio al massimo della sua modifica. E in pratica a un certo punto ho sentito vabbè, un odore strano e ho visto il forno Ferrari che si abbassava così in avanti, si abbassava e stava cadendo a terra. Che è successo? E in pratica l'alluminio che avevo messo sotto per evitare di bruciare il tavolo, in pratica rifletteva il calore e il calore si rifletteva sul piedino in plastica, diciamo il supporto del Ferrari, che si è sciolto, praticamente si è sciolto come la mozzarella ed è stato pericoloso. Un'altra volta mi ha fatto saltare tutto l'impianto elettrico, quindi fate attenzione, diciamo, va usato in maniera consapevole, ecco. Allora, parlando sempre del metodo combo, secondo te cambia molto se cuocio sulla padella a 240 piuttosto? Sì, 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 no, cioè non cambia niente. Ragazzi, allora è successo un casotto con YouTube. Allora, quando inizialmente, questo lo voglio chiarire, quando inizialmente ho fatto il video, l'ho fatto davvero buona la prima, cioè la prima volta che ho provato il metodo combo, ho fatto pure il video, quindi è stata veramente quasi una diretta e quindi diciamo non sapevo ancora dei problemi legati diciamo, al Teflon, ok? E quindi ho descritto quello che in realtà vedevo. Quindi ragazzi, 300 gradi, 320, è come il forno, fantastico. Poi su suggerimenti di alcuni utenti, suggerimenti di altre persone, su vari input, così sono informato ed effettivamente il Teflon, che è il materiale che ricopre le pentole, tutto ciò che è aderente, pure le piastre, oltre i 320 gradi, 350, è altamente tossico. Questo non si sa, anche se in realtà quando comprate una padella sta scritto non superare i. Questo però non dicono il motivo, perché in pratica il Teflon si polverizza e ingerire il Teflon fa malissimo, ragazzi. Questo è provato, cioè, provoca tumori, per cui bisogna fare molta attenzione. Quando quindi mi sono informato subito dopo che diciamo, ho caricato il video, misi sul video si potevano applicare delle annotazioni, non so se vi ricordate, prima YouTube lo faceva fare, un tipo di come i fumetti, no? E quindi quando mostravo il termometro che diceva 200, che diceva 320, una roba del genere, avevo messo un fumetto sopra specificando che non bisognava arrivare a più di, ok? Poi è successo che YouTube ha cancellato a tutti queste annotazioni, sono deprecate e sono sostituiti con i video che vengono caricati alla fine dei video, non so se ci avete fatto caso. Quindi le annotazioni sono andate via e il mio video in pratica io non lo posso editare più perché editarlo significa cancellarlo e mettere un altro, mi perderei 2 milioni di visualizzazioni. Riporta quella temperatura che in realtà non dovrebbe essere così e l'avevo già specificato, per cui lo dico nuovamente, ragazzi, non superate i 250-260 gradi, procuratevi un termometro e in ogni caso se non avete un termometro la padella è in temperatura quando puzza di metallo, lì è in temperatura, appena arriva a puzzare dovete abbassare la fiamma e significa che ci siete, ok? Quindi mi raccomando ragazzi, non arrivate oltre quelle temperature perché fa male, ma questo pure quando, che ne so, fate la carne alla piastra, qualunque cosa e lasciate preriscaldare le padelle, in realtà è errato. Allora, ok, si arriva alla temperatura, quindi questo l'ho chiarito. La Spadoni Pizzeria l'ho usata soltanto una volta, non mi ha particolarmente impressionato la Spadoni. Ne ho ancora un po' qui, quindi vorrei provarla per vedere com'è la situazione. Se mi sono soltanto impressionato oppure non è una farina top. È da riprovare sinceramente. È una farina di media forza. Ok, allora ragazzi, vedete com'è? Io adesso ho aggiunto la farina e la sto facendo andare sotto, vedete? Così si assorbe
e non devo fare salti mortali per compattare la massa. Qui c'è ancora tanta farina, ma è l'alternativa alla Caputo, vedete? Quella che secondo me forse è sovrastimata è la Garofalo. È, diciamo, interessante il fatto che sul packaging riporti la forza, questo è interessante, però secondo me è sovrastimata come farina, però pure lì è da riprovare facendo ecco una recensione, utilizzando la stessa ricetta per tutte le farine, quindi vedere come reagiscono con la stessa ricetta e vedere poi in cottura come diventano. Quello sarebbe una cosa interessante da fare. Non aggiungo più niente perché una stimata diciamo, fan, non lo so, praticamente mi ha fregato un'idea che avevo detto durante una diretta, quindi non aggiungo più cose. Allora, la mia pizza con qualsiasi tipo di farina, cottura sempre il cornicione bianco. Cosa sbaglio? Grazie. Allora, caro Pistacchio 78, mi sembra di rispondere alla posta del cuore. Caro Pistacchio 78, il cornicione bianco perché forse il tuo forno non ha una resistenza potente, o meglio, la resistenza forse si spegne in cottura, ok? Tu aggiungi l'olio e lo zucchero come da ricetta. Ok, guardate, adesso ho lasciato giusto un goccio di farina per dopo. Adesso l'impasto si presenta così, non so se lo vedete, ok? Adesso vedete che faccio? Lo sto compattando, però è già più maneggevole. Allora, secondo me può essere un problema relativo alla cottura. Preriscaldi il forno perché e poi vabbè è 24 ore, diciamo possono esserci diversi motivi, però secondo me potrebbe essere tendenzialmente il forno se la ricetta è quella, cioè se segui alla lettera la ricetta. Allora, adesso giriamo qui. Ok, il piccolo mostro. Questo qua. Ok, così vedete. Fantastico. Cuocere il centro del cornicione, però attento alla serpentina. Allora, grazie mille. Sì, questo secondo me potrebbe essere il problema, la serpentina. Ok. Forse sapete che ho fatto? No, ho tirato giù un po' prima. Per quanto riguarda il pentolino d'acqua che metti nel forno, devo preriscaldarlo tipo con il ventilato? No, non usare il ventilato, no, no, no. Il pentolino serve, diciamo, quando tu preriscaldi il forno, ok? E è giù, è caldo abbastanza, in modo tale che quando poi versi il pentolino d'acqua prima di infornare la pizza, l'acqua evapora. 12 gradi, qua Peppe, ma che è? State è inverno pieno. Qua fa caldo perfino in Irlanda, eh. Che dire? Ok. Allora, vedi adesso com'è grezzo. Ovviamente mi sto sporcando le mani. Pieno inverno.
un po' di farina che c'è in giro. Ecco qua. Allora, io ora ho un impasto in lievitazione di 28 ore. Wow! Qui a Rimini 33 gradi, l'umidità alle stelle. Ma lievitazione a temperatura ambiente. Pazzo! Pazzo, fa troppo caldo. Sa, stai facendo in frigo è un conto. Beh, visto che stai a Rimini, dobbiamo fare un video condiviso in cui facciamo la piadina, scusami. Facciamo una bella piadina. Ok. La massa adesso è più decente, vedete? Rimini che zona? Chiede Peppe. Peppe ha trascorso l'infanzia a Rimini. La pizza sembra pizza, non si sa. Boh, però dobbiamo pure cambiare un pochino, dai. Ok. Ok, avete visto com'era prima e come adesso. Prima sembrava senza speranza. Ok. Allora, ricordate il trucco del salsiccione qua, no? Prendete e unite. Ma lì vicino al mare, Rimini, l'umidità penso che sia proprio bella alta. Sì, sì, 250 grammi. Quando faccio in forno a legna i 250 grammi sono proprio obbligatori, sarebbero contro la mia religione pizzesca. Magari col metodo combo 220 può andare bene, poi dipende sempre dalla dimensione della padella. Avvicinare meglio la pizza al grill, mettere nel rialzo, a non pietre refrattare. Beh, l'opzione potrebbe essere una padella messa al contrario. Quindi tieni una padella al contrario, a testa in giù, e quindi poi inforni la pizza su. Poi magari sai che puoi fare, puoi proprio togliere il manico, in modo tale che puoi anche chiudere il forno. Però siamo lì, cioè il problema è quello, sotto al grill la temperatura diventa enorme, cioè diventa altissima. Per cui se la padella al teflon, se è una antiaderente, pure che la metti al contrario, non va bene. Diciamo dovresti procurarti una bella pietra. Allora ragazzi, guardate come faccio. Non so se si vede. Allora, io prendo, ok, come gli gnocchi. Cerco di far salire la pizza da qui. Facendo in questo modo, al primo giro di riposo, guardate com'è bella. Quindi adesso mettiamo la sveglia qui sui soliti 20 minuti. Chiudiamo qua. Mi sciacquo le mani. Voi scrivetemi le domande
che io vi rispondo. Datemi un secondo e ci sono. Eccomi qua, non sono sparito, eh. Ok, ragazzi, fa caldo pure qui. Incredibile, sto sudando. Mai successo. Ok, allora leggiamo un po', io mi siedo così mi riposo. Allora, ultima domanda. Ok. Allora, cercando una stufa per pizza. Quelle in rame, ricordi. Ma cioè, che cosa vuoi creare? Una in rame? No, non mi ricordo sinceramente. Che vuoi creare una camera di lievitazione? Cosa vuoi fare? E voi ragazzi avete preparato la vostra pizza? O le vostre pizze? Come sono i vostri programmi? Qua nel frattempo sbircio, vediamo un po'. Mm. Ah, sì, stufa per pizza. Anche un po' d'acqua. Pizzaiolo a sete? Si è aperta una nuova pizzeria qui a Dublino. Ma magari faccio una video recensione. Non dico ancora il nome. E tutti ne parlano bene, anche perché è una pizzeria economica. Tipo una pizza costa 6,50 € una margherita, pizza diciamo in stile napoletano. E ci sono andato. Prima di tutto hanno la macchina per fare palline. E vabbè, al piano di sotto hanno la macchina per stendere. Però ho visto i pizzaioli che stendevano, diciamo, al piano di sopra, davanti a noi. Però non lo so con la pizza che cosa aveva. O era una pizza, diciamo, lievitata velocemente, tenuta proprio sullo stomaco fino al giorno dopo. Come pizza economica è buona, voglio dire, però. Cioè, ormai Peppe e Claudio parlano di Rimini come pizzaiolo è pakistano. Ma state parlando della mia pizzeria qua? No, qua secondo me sono napoletani. Però c'è qualcosa che non va proprio a livello di impasto, non lo so. Ho visto quando prendevano gli impasti dal contenitore, erano tutti spatasciati, ma strani, giallini, non ho proprio idea. E 40 minuti per avere una pizza, cioè abbiamo ordinato e dopo 40-45 minuti ci hanno portato. Poi alla fine ho ordinato il caffè e mi hanno portato il caffè senza zucchero. Ho detto, mi portate lo zucchero? Ah, ci scusi, me l'hanno portato dopo 6 minuti. Ok, io ho ridato il caffè e, no, lo zucchero l'ho sottenuto, mi sono fatto rifare il caffè. Un po' strana come esperienza. Sì, ormai Peppe e Claudio si fanno i fatti loro. Peppe e Claudio, interagite, non so, state parlando dei fatti vostri. Vabbè, io scopro nel frattempo l'impasto per vedere un po' a che stiamo qua. Scopro. Allora, no, è ancora umido. Però. Ah, ok.
Dai, speriamo che domani faccia buon tempo qui, così potrò finalmente riaccendere il mitico, il mitico pizza party. Non vedo l'ora, anche perché mi piacerebbe fare una bella pizza a metro, un'altra, insomma. E poi in mente di fare una pizza speciale, sempre una di quelle che fa Porzio a Soccavo. Fa una pizza bellissima, praticamente ci sono tre spicchi ideali in realtà, con tre gusti diversi, e quello centrale in realtà è una specie di calzone, quindi è coperto, e poi manca uno spicchio, il quarto spicchio manca, perché in realtà è stato preso precedentemente ed utilizzato per friggerlo, quindi è una specie di pizza fritta, quindi c'è uno spicchio di fritta e poi il resto della pizza ha tre finti spicchi con tre gusti diversi, come se fosse una specie di quattro stagioni, quindi di cui una magari tipo calzone, ricotta e qualcosa, e poi di lato margherita e magari un altro lato salsicce e friarielli. Tra le altre cose, pare che ci sia uno che qui a Dublino venda i friarielli, ragazzi, grande innovazione. È pazzesca sta cosa. E comunque pare che si trovino i friarielli sott'olio, cioè quelle robe. Sì, è bellissima, ragazzi. Vi consiglio di andare sul suo Instagram, Pizzeria Porzio, o Enrico Porzio con due R, e lui è il proprietario, e fa ste pizze pazzesche. Buone, 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 leggere, e poi soprattutto gli ingredienti sono ottimi. Se vi trovate a Napoli, vi trovate dalle parti di Soccavo, dovrebbe essere via Cornelia dei Gracchi, andate a trovare. Non mi paga, non lo conosco, cioè sono andato lì una volta e sono rimasto davvero piacevolmente colpito. Quindi vi consiglio vivamente di andarci. Tra l'altro cosa è uscita una. Oh, hai piantato i pomodorini del pinnolo, pazzesco. E, tra l'altro cosa è uscita sul Guardian, il giornale inglese, il quotidiano inglese, è uscita una classifica delle migliori pizzerie napoletane a Napoli. E quindi ci sono le solite, quelle che sappiamo, ehm, insomma, le altre che sono meno famose, che pure fanno una pizza buona, in realtà stanno sempre lì e nessuno se le calcola. Ah, vedi? Ma io penso che sta pizzeria stia lì da sempre, sta sotto i portici ed è piccolissima, e lui penso sia tifosissimo del Napoli perché ha tutti i cimeli, fotografie, ed ha un menù enorme. Allora, il fatto dei menù enormi a me non piace, perché quando io vedo un menù gigantesco da un lato dico, "Ah, ma che scelta", però dall'altro lato dico pure, ma che scelgo? Perché poi alla fine, nonostante il menù grande, quando sono troppo dubbioso su cosa prendere, prendo sempre le stesse cose, quindi o salsicce e frielli o margherita. Mirko, ciao, ti saluto, come no? Come va? Come siamo messi a pizze, caro Mirko? Hai fatto qualche pizza attivamente? E vediamo la nostra pizza. Allora, vediamo qua che si dice. Va meglio, vedete? Si sta riposando, sta dormendo. Vedete questi grani qua piccoli? Perché quando faccio il lievito madre utilizzo la farina integrale, però con la, diciamo, quella proprio grezza. E questo dà un gusto particolare. Ok. Che mi sono perso qua. Ok. Dopo nel frattempo rinfreschiamo il lievito. Anzi, mancano 10 minuti, ragazzi, quasi quasi, lo rinfresco proprio adesso, dai, lo rinfreschiamo insieme. Allora, per rinfrescarlo direi di usare questo, va? Mettiamo. Questo più vicino. Allora, dovrò aggiungere 80 grammi di acqua, meglio se calda, però vabbè, utilizzo questa che ho già usato per la pizza, che quindi è a temperatura ambiente, quindi 80 grammi. Ok, poi vado ad aggiungere circa 250 grammi di lievito madre, ok? 80, ecco, ho fatto la sciocchezza.
Ok, devo arrivare a 3,30 perché non ho resettato la bilancia. Ok. Ok. Adesso mescolo. Come hai fatto a farlo diventare integrale il tuo lievito? E basta usare il lievito, cioè basta usare la farina integrale. Quindi quando fai il rinfresco, anziché usare la farina normale, usi quella integrale. Anzi, vediamo se ce ne ho ancora. No, sì. Così ve la faccio vedere. Guardate. Vedete com'è grezza. E questa è pure bella forte come farina. Ok, allora adesso io mescolo il lievito, faccio sì che diventi anche lui bello cremoso. Guardate, peccato che YouTube non possa trasmettere anche il profumo, perché c'è un odore di lievito molto 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 forte, ma non di lievito di birra, proprio di lievito madre. Integrale non è molto più debole. No ragazzi, dipende, cioè se la farina non è molto lavorata, non lo è. Per esempio questa qua, se vedete, questa qua, ecco qua, ha 13 grammi di proteine, perché è grezza. Noi più le cose le lasciamo grezze e più abbiamo una resa diversa, no? Poi qualitativamente secondo me è superiore, proprio perché non è raffinata. Vedete? Il profumo è ottimo, è come il pane. Ok, allora adesso vado ad aggiungere più o meno 100 grammi di questa integrale e metto una ventina di grammi di questa di media forza. Ok, spegniamo qua e mescolo. Abbiamo fatto subito il rinfresco. Ho evitato di usare questa perché vedete è sporca, ma contiene comunque il sale e l'olio, quindi voglio evitare che vadano in contatto. Non ti ho ancora risposto, scusami. Poi ieri quell'appuntamento è durato un po' più del dovuto e mi sono dimenticato di risponderti. La pizza poi l'hai fatta o la devi fare oggi? Francesca mi chiedeva un consiglio sulla pizza in teglia. Ah, ok. L'hai messa a lievitare nelle teglie oppure come al solito panetti, ok. Boh, però li devi stendere col mattarello, se vuoi fare una pizza in teglia nelle teglie quadrate. Se no, se vuoi fare una specie di napoletana in teglia, puoi stenderla come al solito. Ok, allora, questo è il bimbo integrale in maniera che oppure tutta una botta. Ma ragazzi, in realtà, posso dire la verità, non trovo una differenza. Tanto è come poi lo mescolate alla fine.
tanto non è che giro mentre mescolo. Se utilizzate l'impastatrice è più semplice. Qua io metto su e poi dopo, avete visto come ho fatto, ho cominciato a farla assorbire. E... ok, vedete, diciamo lo standard mio, perché poi ci sta chi lo fa più liquido, chi lo fa più duro. Per me questo deve essere quasi spalmabile, vedete? Mi trovo bene così, insomma, secondo me non c'è una regola. Fate ancora il combo. Non c'è una regola precisa, cioè, ho visto che ci sono i pazzi del lievito madre, no? Che va fatto solo in questo modo. In realtà il mio lievito è la prova vivente da 3 anni a questa parte che non... cioè, vuol dire, esistono delle regole minime, però si può fare anche in modo diverso, non è necessario aspettare 20 giorni e tutte quelle robe. Ok, ora sto pulendo, non so, non mi vedete, sto pulendo il barattolo, sto levando il lievito residuo, quello vecchio, vecchio tra virgolette, che questo è bello funzionante, però non so che farmene, anche perché ho il frigo pieno di lievito madre, e per far posto a quello nuovo che andremo a mettere nel barattolo. Ok, prendiamo il barattolo, vedete? Ecco qua. Ecco qui. Vedete? Adesso lo copro con questo cellophane lercio ovviamente di lievito, vedete? Che lascio passare l'aria e non lo chiudo e rimarrà così per le prossime 4 ore. In realtà questo bimbo è così potente che ormai raddoppia in meno di 4 ore ormai. Allora, vediamo un po', tanto il tempo qui è scaduto, vediamo come sta, lo vedo un po' piattino, lo scopriamo, eccolo qua, ok, dai, non è male, più lontano, così lo riuscite a vedere bene. Rockbox, adesso credo che costi più di 600 euro con le spese di spedizione. Però occhio ragazzi, perché l'Inghilterra sta uscendo dall'Europa, il Rockbox è fatto in Inghilterra, quindi in assenza di certezze su, che ne so, l'assistenza e queste robe qua, io mi farei due conti, questo ve lo dico con chiarezza. Oppure se aspettate troppo e lo volete a tutti i costi, non aspettate a prenderlo l'anno prossimo perché poi magari sarete costretti a pagare lo sdoganamento perché è un bene che viene da fuori Europa. Queste sono diciamo, le conseguenze di un'uscita dall'Unione Europea, quelle più pratiche per noi comuni mortali. Allora, vedete, lo sto facendo da solo, sto facendo questi buchi, cioè non sto proprio bucando, ma sto pigiando per far sì che quando poi copro l'ossigeno rimanga intrappolato, ok? Ok. E faccio le pieghe allo stesso tempo. Quando faccio le pieghe è come se stessi costruendo i muscoli dell'impasto, ok? Tiro, copro e con i pollici schiaccio qua e lo infilo dentro. Il riportino. Vedete? Ecco qua. Vedete c'è pure la bollicina qua. Non so se vi piace. Facciamo un sondaggio, diamogli un nome. Ok. Fase 1 è andata. Plof. Adesso prendo e copriamo.
Comunque quando si usa, diciamo, si usa una farina tipo la Beatrice, vabbè, la chiamiamo Beatrice. La zizzona di Battipaglia, anche, sì, sì. Quando usiamo una farina tipo la Caputo, comunque su proprio il modo in cui reagisce l'impasto, cioè lo senti, assorbe meglio l'acqua. Su questo non c'è dubbio. Bisogna essere onesti, bisogna dirlo. Quindi diventa bello l'impasto subito, non c'è bisogno neanche di fare i 3 step che di solito faccio, eh. Cioè già dopo quello di 10 minuti si può stagliare e si può conservare. Ok, tu riposa bene. Beatrice, detta la zizzona di Battipaglia. Un'altra storia non la mollo più. Sempre il metodo combo. Ma ti faccio vedere che poi un giorno passerai pure tu a lui o a lui il pizza party che sta giù. Ah, farina Caputo e rossa, rossa e blu. Eh sì, io la farina però devi mescolarla, come dicevo prima, perché sennò non funziona. Vedete questa? La pala per fare la pizza a metro, ovviamente qui non ci va, perché in realtà questa è la pala del pizza party. Sì, 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 ma infatti quando impasti, sto rispondendo a Franci, quando impasti con la Caputo rossa e blu, proprio il contatto è diverso in effetti. Ma guarda, eh sì, secondo me è 60 centimetri, in realtà, è 60 centimetri, perché un metro dovrebbe essere almeno così. Questo è come il righello da 60 centimetri della scuola. Mm. Però pare brutto dire la pizza da 60 centimetri. Sì, in effetti è come se fosse l'equivalente di 2 pizze, quindi sì, è giusto dire da 60 centimetri, ma anche perché il pizza party non è profondo 1 metro, quindi sarebbe impossibile pure fare una pizza da 1 metro. Soltanto che trovo davvero difficile mettere la pizza in cottura e poi a un certo punto girarla. Lì è davvero difficile. No, ad entrare entra benissimo nel pizza party. Però per me è difficile perché ho poco spazio dietro, perché in realtà il posto in cui ho il forno è una stanzetta all'aperto però, dove c'è un corridoio sempre all'aperto, no? È difficile da descrivere, però diciamo, fidatevi, è davvero un gusto. E già quando io arrivo con la pala per infornare, deve stare la porticina di questa cucinetta chiusa, apro la porta e posso entrare dentro, perché non ce la faccio a passare pure con la pala in mano. Quindi perciò ho difficoltà per prendere la pizza e girarla. Ho girato comunque un video in cui faccio la pizza a metro, devo montarlo. Ma non ho spazio. Io avendo poco spazio mi devo accontentare del Ferrari, poi si vedrà. Ferrari. Io però, della verità, mo, di pizze ne ho fatte. Ma magari non avrò usato la ricetta giusta, però, della verità, preferisco, diciamo, da un punto di vista estetico, come sono venute le pizze col metodo combo rispetto al Ferrari, Perché comunque il Ferrari, fateci caso, a meno di non fare una di quelle modifiche estreme che si vedono in giro, brucia sempre in punti precisi il cornicione, cioè quelle righe nere in punti precisi. È una bella pizza col cornicione e tutto, però non riuscite a fare proprio la maculatura, queste robe qua. Però dentro il cornicione è buono, per l'amor di Dio, però se uno è alla ricerca anche della qualità estetica, o fai proprio una di quelle modifiche da centrale nucleare. Ciao Peppe, alla prossima. O da centrale nucleare, oppure non verrà mai come quella ma anche del metodo combo, sinceramente, che lì comunque è una bella potenza. Allora,
mancano ancora 5 minuti, ci siamo quasi ragazzi, quindi se poi è il caso a sto punto potrei anche evitare la terza pausa di 5 minuti, ma vediamo che cosa succede. Però adesso scopro, non so se notate, comunque già dopo 5 minuti diciamo che si è riposata bene, è abbastanza interessante. Bolle, bolle, tante bolle ragazzi, Roberto bolle. Le vostre pizzerie preferite? Io vi ho detto la mia ultima entrata nella top 10. Francesco, per esempio tu che sei a Reggio Emilia, ci sono delle pizzerie a Reggio Emilia che ti piacciono, che vi piacciono, che poi diciamo non sei da sola. E qual è la tua preferita? Tanto non facciamo pubblicità da nessuno, che ce ne frega. E io ho detto qui a Dublino ci sta questa qui che si chiama Cirillos, ed è una pizzeria napoletana molto buona. E poi c'è Zero Zero Dublin, che è gnocco fritto di Reggio Emilia, che è questa pizzeria di questi miei amici che fanno davvero bene e loro utilizzano l'impasto di Gigio. Allora, dicevamo qua, mitico gnocco fritto di Reggio Emilia, c'è un posto al sole che è commestibile addirittura, cioè qua stiamo proprio su commestibilità versus mal di stomaco per i 3 giorni successivi. Un po', mancano 2 minuti, facciamo, sfidiamo la sorte. E voilà. La prendete da sotto, poi una pizzeria che è aperta da pochi anni, si chiama Zio Pasquale. Ok. Solita storia. Premo qui e poi tiro e copro. Ok? Ok. Queste pizze qua, Franci, si chiamano pizze del buon ricordo, perché te le mangi oggi e te le ricordi fino al giorno dopo, 2 giorni dopo, perché ti salgono e ti scendono. Pizze del buon ricordo. Ah, guardate Beatrice, detta la zizzona di Battipaglia, come reagisce bene, guardate. 67% di idratazione, addirittura tende a strapparsi sotto, vedete un pochino. Le crostatine all'olio d'oliva, il resto delle pizzerie. Perfetto, hai distrutto in pratica l'economia delle pizzerie di Reggio. Chi leggerà i tuoi commenti non andrà mai più in una pizzeria a Reggio Emilia. Franci, ma tu sei abituato troppo bene, questo è il problema. Sei abituato troppo bene con le pizzerie di Napoli e quindi convertiti anche tu ad una pizzeria crostatina. Ok, ultimi 5 minuti, dai, voglio fare proprio il pignolo. C'erano i fratelli La Bufala, hanno chiuso entrambe. Sì, vabbè, dai, vogliamo parlare, parliamo, però fratelli La Bufala e Rosso Pomodoro, sì, sono buone, come può essere buoni in McDonald's, cioè hanno tanto di cappello che hanno creato un processo, diciamo, di non industrializzazione, perché non c'è industrializzazione dietro, però un processo per la creazione delle pizze. Hanno standardizzato, ecco, la creazione delle pizze creando poi una catena che va benissimo, mantenendo un certo sapore, un certo gusto, però cioè, niente a che vedere con le pizzerie, però in assenza di pizzerie buone sono una buona alternativa, ma costano comunque.
No, allora, consigli per non far attaccare i panetti al contenitore. In realtà non c'è modo, non c'è verso. Quando, che pure se mettete la farina, a parte che non vi consiglio di mettere la farina sul fondo, perché poi la farina viene assorbita dal panetto che cresce e quindi di conseguenza viene assorbito, ma non fa parte dell'impasto, come ti voglio dire, quindi è un qualcosa che non va bene. In realtà, quando dovete prendere, allora, se usate un contenitore grande, vi consiglio sempre questo, lo spargete di farina, ok? O meglio, lo affondate nella farina e poi sarà più semplice andare a staccare l'impasto, il panetto da sotto, così. Invece, se avete un contenitore, se è tornato Peppe, bentornato Peppe! Se avete invece un contenitore piccolo e quindi mettete una pizza per contenitore, è facilissima, è una sciocchezza, cioè in pratica mettete il contenitore sotto sopra e fate sì che la forza di gravità faccia scendere il panetto e poi sarà semplice toglierlo, diciamo. Però fate prima, poco prima di stendere la pizza e quindi poi dovete toglierlo soltanto dal tappo e quindi lì è pure una sciocchezza, però se avete questo sarà facile toglierlo dal tappo, se no girate anche il tappo e cadrà da solo, non sarà molto attaccato. Mancano 2 minuti ancora. Però ragazzi, questo è fondamentale, cioè, potete rinunciare a tutto, ma una spatola è di fondamentale importanza, specie se avete dei contenitori grandi e se volete far sì che non si attacchi. Costruire un forno tutto tuo. No, farina Kamut non l'ho mai provata, sono interessato a provarla, ma qui non la trovo. Volevo costruire un forno, uno di quelli nei barili, però sinceramente non ho tempo di farlo, però mi piacerebbe, un giorno mi piacerebbe costruirne uno, anche di quelli proprio veri, veri, diciamo, quelli di muratura. Chissà, magari un giorno questa cosa accadrà. Allora, manca un minutino. Allora direi di cominciare a prendere il contenitore, quello grande, anche perché vi ho detto che sono 10 pizze, una farina come le altre. Allora dicevate i barili, sì, puoi farlo nei barili, ma ti spiego. No, lo so che è una farina come le altre, però qua io vivo in Irlanda, non c'è una grande varietà di farine. Adesso stanno arrivando le farine tipo Caputo, per darti un'idea. Quindi la qualità Kamut, sinceramente non l'ho trovata, meno di non cercare in negozi specializzati, però è una roba più semplice da trovare in Italia. Allora, sì, ci sono dei progetti dove tu in pratica usi i barili per fare da, diciamo, non so come chiamarlo, insomma, tagli il barile e il barile steso diventa il forno. Quindi usare i mattoni da attaccare dentro, mettere dentro, poi devi creare un buco sopra per fare diciamo, il camino, insomma. Allora, ragazzi, adesso faccio direttamente i panetti e poi domani mattina, verso le 9, gli do un'altra botta. Sì, sì, perché comunque c'è il copyright. No, io mangiavo cose fatte con la farina molti biscotti, li trovavo molto buoni, però per dirvi, cioè io qua ho difficoltà a trovare la pasta di pistacchio, no pasta nel senso pasta e patate o pasta e fagioli, diciamo eh, il concentrato ecco di pistacchio per capirci, ho difficoltà a trovarlo, non lo trovo, me lo devo fare io perché in realtà non fa parte della cultura del luogo e quindi trovo pure la mozzarella, non è che la trovo. Abbassare la cam. Io ho un barile barbecue, ok. Ok, allora, prima pallina fatta, seconda, vedete? Soltanto, vediamo, magari posso pesare qua, così mi vedete meglio. Ok, ok, siamo a 87 grammi. E questo vedi, devo migliorare, riuscire
a beccare a volo il peso. A volte a occhio ci riesco, a volte no. Insomma, devo fare ancora un po' di pratica. Allora, qualcuno? Barile. Barile barbecue. Eh no, ma è la stessa cosa, soltanto che il barile barbecue è messo in piedi, ok? Ma mi devo sbrigare che serve la cucina. Ok. Sì, è ovvio che te la puoi fare da solo, però i pistacchi qua costano un botto, forse da te costano di meno. Sono prodotti lì, qua invece li importano, li devi comprare al supermercato e costa l'ira di Dio, sinceramente. Ok, non ci sono Amazon. Gigi, ti saluto. Oh, saluti Franci, salutami tutti. E un bacio alla piccola. Questo è un altro punto. Tu mi dici di trovarla su Amazon, ma per esempio qui in Irlanda non spediscono il cibo. Chi spedisce il cibo, per esempio in Inghilterra, non lo spedisce in Irlanda. Grazie di cambio, Franci. Ok, 211. 250. Ho perso qualcosa? Niente. Questo è un altro problema. Non posso ordinare tutto il cibo che potrei ordinare, per esempio in Inghilterra o in Italia. Non lo spediscono, cioè proprio quando metti l'indirizzo Irlanda ti tagliano le gambe. Ma pensate che in realtà non esiste un Amazon Irlanda. Voi avete, che ne so, in Italia Amazon.it, in Inghilterra.uk. In realtà Amazon.ie non esiste, nonostante Amazon abbia la sua sede qui. Idem la Apple. La Apple non ha i suoi store. 7 milioni. Sì, sì, non ha i suoi store qui in Irlanda. Cioè, la sede principale della Apple è praticamente qua dietro, però, cioè qua dietro, relativamente a Cork, però per esempio non hanno i negozi. Quindi se uno compra, vuole comprare un cellulare o qualunque cosa, deve andare in un negozio, quelli, gli store autorizzati, e se magari uno vuole portarlo in assistenza, vuole l'assistenza immediata, bisogna andare un attimo a Belfast, che è Inghilterra. Guarda, Vincenzo, dipende sempre dal tenore di vita che tu hai. Diciamo che è un posto dove c'è meno stress rispetto magari all'Italia, è meno stressante. Dal punto di vista economico, poi dipende sempre dal lavoro che fai. E certo, se fai i famosi casual jobs tipo non so, cameriere, cuoco, queste robe qua, fai fatica perché fondamentalmente gli affitti costano tantissimo, perché ci sono poche case e ci sono molte persone che cercano e quindi purtroppo i proprietari ne approfittano e aumentano i prezzi. Quindi questo diciamo è il problema fondamentale, quindi bisogna guadagnare, cioè fare dei lavori che diano un guadagno decente, altrimenti si fa davvero fatica. Poi dipende sempre da cosa vuole fare e cosa cerca, no? No, non faccio il pizzaiolo. Il pizzaiolo è la mia passione. No, no, io lavoro in una multinazionale nell'ambito della- dei viaggi, eh, diciamo, tutto ciò che riguarda il mondo delle compagnie aeree, eh, dei biglietti delle compagnie aeree, viaggi, hotel, queste cose. Faccio tutt'altro lavoro, sono un designer, uno UX designer, quindi mi occupo
di creare l'architettura delle applicazioni che girano sui vostri cellulari. Quindi molti di voi sicuramente utilizzano delle app che ho progettato, specie magari quelli che vivono a Napoli. C'è una compagnia aerea, non posso fare il nome, però sicuramente qualche volta avete preso qualche volo e avete usato l'app alla quale ho lavorato, alla quale lavoro. Chi parte sa da cosa fugge, ma non sa. Ma pure tu conosci a Lello? Ok, questa era venuta peggio, l'ho dovuta ripassare. Ok. Ragazzi, ci siamo. Queste le aggiusto un pochino, ma le metto più qua. Se no quando crescono diventeranno dei bestioni. Questo lo metto qua, quest'altro lo metto qua. No, meridiano, no. No, internazionale. Ok, sono un po' pignolo sulla forma qua e su come devono essere lisci. Ah, è amico tu, Lello? Ma che figure niente mi hai fatto fa? Come ero fatto? Chi parte sa da dove parte, non sa quello. Mitico. Grande Massimo Troisi. Ok, ragazzi, poi ci sono le pizze, le vedete? Come vi ho detto prima, io queste adesso le lascio riposare. Poi domani mattina, verso le 9, le rappallottolo. Perché in realtà, sapete, la massa normalmente va fatta lievitare e perché certe cose non le posso dire perché sarebbe scorretto, lo stai dicendo tu, lavorando con la concorrenza. Ehm, Vi dicevo, domani mattina, perché normalmente uno che fa con la massa, quando non fai il metodo combo, tu praticamente lasci la massa lievitare per tutta la notte e poi tipo 8-6 ore prima della cottura fai lo staglio. In questo caso, per farvi vedere lo staglio, comunque perché lo trovo più pratico, l'ho già fatto e quindi domani mattina devo soltanto rifare le palline. E questo è, insomma. Ok ragazzi, allora siamo giunti alla fine di questa diretta, un'ora e 27, siete degli eroi che mi avete seguito fino a quest'ora e il mio stomaco brontola, immagino non so, il vostro forse pure brontolerà, oppure stavate mangiando mentre cucinavo. Mia figlia deve mangiare, quindi devo sloggiare, che altrimenti qua chiamano la polizia e mi tirano via dalla telecamera. Come al solito è stato un grande piacere, un onore e ci vediamo alla prossima. Spero di riuscire a caricare qualche altro video nuovo nel frattempo. Per cui, di nuovo, buona festa della Repubblica e buona settimana. Ok? Grazie e alla prossima. Ciao ragazzi!